Abbiamo parlato prima di crisi, qualcuno che resiste c'è, un esempio viene dal Trevigiano, da San Vendemiano. Qui la Pietrobin compie 90 anni e per questo compleanno anche il presidente della regione Zaia che parla di economia ma anche di Flavio Tosi. Vediamo. All'inizio fu l'incudine, con quella partì nel lontano 1923 Pietrobin. Fil di ferro e poco più, quel che ci si poteva permettere all'indomani di una guerra che aveva più che fiaccato tutta la sinistra Piave. Oggi invece Pietrobin a San Vendemiano vuol dire 90 anni di impresa. L'azienda siderurgica non a caso porta il nome del suo fondatore. Oggi, dopo 3 generazioni, a guidarla c'è il nipote Mario, che nel far festa mette al centro la figura della madre Rosa. Mia madre era un'insegnante e io ricordo benissimo da bambino che dismessi i panni di insegnante, dopo pranzo veniva qui in azienda a lavorare. Era un punto di riferimento per tutti i dipendenti, per tutti i clienti e per noi in famiglia. La Pietrobin come esempio virtuoso di quel Veneto che crede ancora nel fare impresa, e lo dimostra la scommessa che qui è stata fatta con un investimento eccezionale per l'acquisto di una nuova macchina, unica nel suo genere, per il taglio e la foratura del ferro. In tempi di delocalizzazione e di fuga verso paesi in cui si pagano meno tasse, alla Pietrobin va il plauso anche del presidente del Veneto, Luca Zaia. Riconoscere la forza di questi pionieri in carne ed ossa che riescono a resistere in un contesto economico dove si paga un 68,5% di tasse contro una media europea del 46%. I nostri imprenditori sono dei grandi assieme ai loro lavoratori che resistono. E a margine anche un commento sulla candidatura di Flavio Tosi alla guida del centrodestra. È una candidatura che nel momento in cui la Lega decidesse di correre da sola è per una premiership, per un candidato premier leghista. Se la Lega correrà come alleata nel centrodestra sarà il nostro candidato premier alle primarie del centrodestra.